Signore, nella tua meravigliosa presenza. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per la salute, per la famiglia. Ti vogliamo ringraziare perché possiamo parlare direttamente con te, Signore. Possiamo offrirti un culto e possiamo anche sentire la tua voce, la tua presenza. Ti glorifichiamo, Signore, per tutti quanti sono già arrivati, per quelli che arriveranno. Ti chiediamo per quelli che non verranno, che sono a lavoro o che hanno alcuna difficoltà, Signore, che se manca la salute, che tu possa, Signore, dare salute, Signore, che tu possa guarire nel nome di Gesù, Padre. Oh, Signore, che tu possa vedere anche il desiderio di quelli che sono in ospedale, che volevano un'opportunità di venire a casa tua, Signore, di adorarti insieme ai fratelli, non possono. Che tu possa, Signore, andare all'incontro, che tu possa, Signore, guarire, che tu possa agire nella loro situazione, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Io ti chiedo, ricevi la nostra adorazione di stamani, ricevi la lode che uscirà dalla nostra bocca, ricevi l'alzare delle nostre mani come un segno di adorazione a te. Ricevi, Signore, i nostri cuori aperti, strappati, alleluia, davanti a te, Signore. Io ti chiedo che sia gradevole tutto quello che faremo, che sia come un profumo soave, un profumo aggradevole a te, Padre, che possa salire oltre questo tetto, che possa salire davanti a te, Signore. Alleluia, noi ti chiediamo nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo e ti ringraziamo. Amen. Alleluia. Potete accomodarvi, lo diamo con gioia con il numero 102. 102, avanti io vo. Gesù è il Salvatore che Dio dal cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccator. In lui chi crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono, un dì nel cielo godrà. Avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Nel cielo mi porterà l'amato mio Gesù, egli del mio nemico il capo triterà. Al caro Redentor fedele sarò ignor, e il sol voglio seguire, e il sol lo confervo. Avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vo. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signor. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà. Avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Presto il buon Salvatore con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Avremo la bontà insieme con Giacobbe, a tavola sarò. Avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Alleluia. Gloria a Gesù. Lodiamo con il numero 250.
In Gesù trovai l'amico. La stella del mattino è colui dal nome dolce di Gesù. Ha portato i miei dolori, la pena del mio mal, il suo dorso lacerato fu per me. Cinto di crudeli spine fu il capo sul regalo e salvezza otteni per la sua mercé. Anche se son tentato, proseguo fino al fin, che con Cristo giungerò un di lassù. Alleluia, il bel giglio della valle, la stella del mattino, è colui dal nome dolce di Gesù. Con me la sua presenza non farà mai mancare, mi proteggi d'ogni lato notte e dì. Sotto l'ombra del suo amore mi fa ricoverare e gioi per la grand'opera che compì. Poi quando su nel cielo davanti al tron divino va a goderlo nei diletti di lassù. Il bel giglio della valle, la stella del mattino, è colui dal nome dolce di Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Lo diamo ancora. 428, però non sento la chiesa. Non vi sento solo i ventilatori. Cantiamo con gioia a colui che ci ha salvato, ci ha dato la vita, a colui che è degno di tutta la lode. 428. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Vive l'anima mia nel grande suo amor, da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore, da quando Gesù mi salvò. Ho promesso al Signore di servirlo col cuore, da quando Gesù mi salvò. E mi son consacrato con gioia al Signore, da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore, da quando Gesù mi salvò. Ancora? Da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò. Sento pace, allegrezza, gioia nel cuore, da quando Gesù mi salvò. Amen. Fratelli,
Pace nel Signore. Che meraviglia poter essere qui stamattina, partecipando di questo culto di adorazione al nome di Gesù. Benvenuti a tutti, a quelli che sono con noi in presenza, a quelli che sono in diretta, tramite YouTube, per motivo di distanza, di infermità o di lavoro non possono essere qui presenti, ma ci vedono tramite YouTube. Ma se tu sei a casa e hai possibilità di venire, non stai a vedere. Non stai a vedere perché vogliamo essere partecipi, non vedenti. Quando molte volte il popolo era attorno all'accampamento di Israele e guardava che c'era nell'accampamento di Israele nuvola di giorno e colonna di fuoco di notte. E vedeva come quel popolo viveva in un accampamento, cresceva, si moltiplicavano e non mancava né pane né acqua. Ma loro vedevano da lontano, dall'altra parte. Ma chi era dentro l'accampamento non solo vedeva, ma viveva. E cosa buona è vivere ciò che Dio ha riservato per noi. Il Signore ha riservato una porzione per ognuno di noi e questa porzione è quotidiana. E noi dobbiamo cercarla con tutta la nostra forza. Il giorno del Signore è vicino e che possiamo, fratelli, essere risvegliati, che possiamo ricevere questo risveglio spirituale, che possiamo vivere questa benedizione di essere partecipi nel Signore, con il Signore. Amen? Glória a Dio. Mettiamoci in piedi e facciamo nostra preghiera per il risveglio spirituale, chiedendo al Signore di portare questo risveglio spirituale. La Chiesa non è un appuntamento che abbiamo mensile o settimanale, che veniamo qua e ci riuniamo per niente. La Bibbia dice, Paolo scrive ai Romani che il Vangelo è il potere di Dio per chiunque crede. E noi vogliamo vivere questa potenza. Vogliamo camminare nella potenza, con la potenza di Dio. Non vivere una vita di teoria, perché se noi conosciamo è solo teoria, ma se noi viviamo è teoria con potenza. E la potenza di Dio salva, guarisce, libera, battezza, rinnova, restaura, vivifica. È così. Alleluia. E così si compie la parola del Signore. Chi rubava non ruba più, chi mentiva non mente più, chi era non è più, perché tutto che è vecchio è rimasto nel passato. Prima della croce, perché dopo che superiamo la croce, che passiamo per la croce, tutto cambia nella nostra vita. Amen? Vorrei invitare la missionaria Josiane per fare questa preghiera. Ogni mercoledì alle 9 noi abbiamo questa preghiera a Scandisci, dalle 9 alle 11 della mattina. E noi avremo qua nel venerdì, dalle 9 alle 11. Da settembre noi avremo questa preghiera. Ora stiamo organizzando le cose per avere questo periodo di preghiera qua in questa base missionaria. Fino a novembre siamo in questo proposito, chiedendo al Signore il risveglio spirituale. Saludo a tutti con la paz del Senhor. Amém. Eu queria a ajuda de Priscila para me ajudar. Para buscar a Deus. Deixa eu parar. Fale, não tá, só tem as pilhas, tá tudo. Fale que eu falo aqui. Okay. A palavra de Deus diz, La parola di Dio dice Isaías 59, in Isaia 59 os ouvidos do Senhor che le orecchie del Signore não
non sono tappati, sono aperti per ascoltare la tua preghiera. E è tramite la preghiera che Dio manda la risposta e la potenza per la sua Chiesa. È necessario che noi siamo in preghiera per un risveglio spirituale. Il pastore da solo non ce la fa, neanche con la Priscilla. La Chiesa è un insieme, non è solo il pastore e la moglie, e né con la mamma del pastore, ma siamo tutti noi. Quando Dio parla con il pastore, Lui parla per tutta la Chiesa. Io e te siamo la Chiesa, sì o no? Chi è la Chiesa? La responsabilità è anche tua, non solo del nostro pastore, non solo della missionaria, non solo della mamma del pastore, ma è nostra. Amém. Vamos orar. Preguiamos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque foste tu quem nos escolheste. Foste tu, Senhor, quem nos chamasses para estar aqui ajudando, Senhor, nosso pastor. Meu amado Salvador, te agradecemos também, porque tu estás disponível para escutar a nossa oração, o nosso clamor. E aqui, junto com a tua igreja, clamamos a ti nesta hora pelo avivamento, resvelo espiritual para a tua Chiesa. Meu amado Salvador, amigo Jesus, continua com tuas mãos estendidas, Senhor. Queremos mais de ti. Assim, Senhor, como aqueles discípulos estavam ali naquele templo, no templo, esperando, Senhor Jesus amado, a descida do teu Espírito Santo, e veio. Quando eles estavam orando, desceu um poder do céu. E houve um avivamento naquela igreja. E o Espírito, o poder desceu, o fogo desceu, e todos foram cheios do teu Espírito Santo, Pai. Aqui está a tua igreja, clamando, Senhor, como aqueles discípulos que estavam ali naquele lugar. Estamos aqui no teu templo, Pai, na tua casa que foi consagrada a ti, Senhor, buscando o teu poder. E a tua palavra diz que tu estás de pé, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E é diante, Senhor Jesus amado, desta palavra, que a tua igreja estará aqui de pé, Senhor, para clamar, Senhor Jesus amado, o poder pentecostal, poder na oração, poder no louvor, poder, Senhor, através, Senhor, das nossas vidas. Pai Jesus, mande este poder para a tua igreja. Assim, Senhor, como Moisés queria ver a tua presença, queria ver a tua face. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, mais de ti. Nós queremos, Senhor Jesus querido, mais intimidade contigo, meu Pai. Assim como Jesus veio naquela cruz, para que pudéssemos estar de volta, Senhor, nessa intimidade contigo. Quando tu desceste ali, Senhor, naquela tarde, Abraão e Eva estavam escondidos por conta do pecado. Mas tu, Senhor, prometeste aquele que viria e que veio para morrer por nós naquela cruz. E quando Jesus subiu, disse: vocês não se preocupem, eu tenho que ir. Mas quando eu chegar lá, enviarei o Espírito Santo de Deus para que estejam com vocês até a consumação do século. E nós queremos, Senhor Jesus querido, meu Pai, oh Jesus, derrama este poder nas nossas vidas.
Derrama, Senhor, este poder na tua casa, na tua igreja, Senhor. Estamos clamando nesta manhã o poder pentecostal. Oh, Jesus, aquilo que tu nos prometeste, nós estamos aqui te esperando, buscando a ti, Senhor. Continua conosco, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, continua abençoando este culto. Fala com cada um de nós, Senhor, como tu estás. Continua falando, meu Pai amado. Queremos ouvir a tua voz mais e mais e sentir a tua presença cada dia mais. Amém. Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Gracia, gracia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora. Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Gracia, gracia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen, fratelli. Accomodatevi. Vorrei invitare il diacono Maurizio per salutare la Chiesa, lui che è tornato dal Brasile, era in vacanza con la sua famiglia, purtroppo non c'è la famiglia, ma c'è lui qua. Che Dio benedica la sua famiglia, che la forza che lui mi raccontava che ha trovato in Brasile, che loro possano portare anche avanti qua e mettere in pratica quello che hanno visto là, che lui è stupito con tutto che ha visto, tante cose belle, tanta potenza, tanta forza, hanno ricevuto, ora è il momento di mettere in pratica. Amen? Saluto la Chiesa con la pace di Gesù, che è meraviglioso ed è amoroso. E volevo testimoniare oggi questa mia esperienza che ho avuto nella Chiesa brasiliana. E ringrazio Dio che ha portato il pastore dalla Chiesa brasiliana qui in Italia per risvegliare i cuori e lo spirito delle persone, perché abbiamo bisogno che ci svegliamo dallo spirito, come ha detto il pastore. E devo dire questo, che la Chiesa brasiliana ha uno spirito grande, ha una forza potente che il Signore ha messo nei cuori e nell'anima della gente brasiliana. Quindi è un'esperienza che ho avuto molto forte lodando nella Chiesa brasiliana. Ed è meravigliosa la presenza dello Spirito Santo che è nella Chiesa brasiliana. Io lo vedo anche con la nostra sorella, che con la preghiera che ha fatto lei si sente proprio la forza, lo spirito che ha della Chiesa e che il Signore ha messo nel suo cuore, nella sua anima e che vuole regalarci e donarci a noi, sia lo Spirito, il pastore, la Priscilla, la sorella e tutti noi che abbiamo questo, che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, lo dobbiamo mettere in pratica, perché il Signore ci ha dato questa possibilità di fare la sua opera, di parlare della sua Chiesa e della sua gloria e della sua potenza. Gloria a Dio. E come infatti il Signore ci dice nel Marco 16, versetto 15, e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E questo siamo stati noi chiamati dal Signore, a predicare la sua parola, la sua opera, il suo regno, e che venga il suo regno nella nostra vita, perché è importante ricevere lo Spirito Santo e la parola di Dio, perché attraverso la parola di Dio comprendiamo che cosa vuole Dio da noi, dove ci vuole portare. Oggi è l'occasione per ascoltare la parola di Dio, per comprendere quello che vuole per noi il Signore. Il Signore ci ha chiamato per parlare della sua opera, del suo amore che ha per noi. È forte questa cosa. È importante sapere che il Signore ci ama e vuole per noi la salvezza della nostra anima, perché Lui è venuto
per salvarci dai peccati e vuole portarci in cielo, dove Lui sta preparando la casa per noi, dove noi un giorno dimoriamo. Ma noi dobbiamo sapere e dobbiamo essere decisi oggi ad accettare il Signore, perché Lui ci vuole portare con Lui e salvarci. È questo che dobbiamo fare, ascoltare e decidere oggi quello che vogliamo della nostra vita spirituale. Non dobbiamo intristirci, non dobbiamo rilassarci in questo mondo, che questo mondo non ci porta da nessuna parte. Il materialismo, il denaro non è buono per noi, non ci porta a nessuna parte. A noi ci porta nel cielo e nella vita spirituale il Signore, che è questo che vuole per noi. Noi l'abbiamo qua nella Bibbia, che ci dice che il Signore vuole che noi andiamo nella strada giusta della casa del Signore. E quindi la mia esperienza che ho avuto laggiù, che è stata meravigliosa, la voglio testimoniare a voi oggi. Oggi vengo qui veramente carico di questa esperienza e di questo spirito che il Signore ha messo dentro di me. Il Signore ci vuole svegliare, non dobbiamo addormentarci, perché ci vuole svegliare spiritualmente, perché abbiamo bisogno del Signore. E quindi noi non dobbiamo abbandonarci in questo mondo che non ci appartiene. Noi siamo di passaggio in questo mondo, e questo passaggio siamo confusi dal materialismo. Noi dobbiamo vivere, lavorare e mangiare, lavorando. Quindi, e poi non è solo che noi dobbiamo vivere di lavoro, ma dobbiamo vivere anche di spiritualità. È quello che dobbiamo fare. Quindi oggi ci invita il Signore a svegliarci, a non essere addormentati, e svegliarci per una strada giusta e certa, che è la strada del Signore Gesù. Oh, gloria al Signore Gesù, amen, alleluia, gloria a Dio. Io ho vissuto un'esperienza in questa chiesa brasiliana che è forte, e le sorelle, i fratelli che pregano tutti i giorni. Durante la settimana al minimo ci saranno 3 incontri, 4 incontri, io non lo so, ma ce n'è diversi. E andiamo, è vero, perché lo sai, sorella, perché tu vieni dal Brasile, quindi sai questa forte spiritualità che esiste in Brasile, che è straordinaria. Io l'ho detto anche a loro, a quelle persone, ai fratelli e sorelle che sono in Brasile, che loro sono eccezionali, perché lo spirito che è dentro di loro qua non ce l'abbiamo noi. Io lo voglio in questa chiesa, lo voglio qui nell'Italia, perché noi ci dobbiamo svegliare, siamo addormentati. Cioè, ma che cosa pensiamo? Che cos'è? Dobbiamo essere svegli e andare ad ascoltare la parola di Dio, che è meravigliosa. Io ascoltai un giorno nella chiesa una testimonianza, che ora dico qua, di questa persona che era a visitare la sua sorella in un posto che è una specie di foresta, e in questa foresta mi hanno detto che è molto pericoloso. Ci si può perdere, ci si può venire derubati, si può morire, perché può succedere qualcosa, un animale ti può aggredire. Loro che cosa hanno fatto? Sono tornati indietro per riprendere le chiavi che si erano dimenticate a casa della sorella, ma hanno messo in mano all'Eterno, al Signore, hanno pregato Dio di custodirli nell'andare e tornare. Loro si sono affidati al Signore, e il Signore ha accompagnato loro in questo tragitto, in questo posto che è molto pericoloso. E il Signore l'ha aiutati nella strada, e loro dicevano che quando andavano avanti e camminavano avevano questa luce addosso a loro, questo Spirito Santo che l'ha accompagnati fino a casa, e si sono affidati all'Eterno, perché l'Eterno è quello che ci custodisce. Quindi noi dobbiamo pregare il Signore in ogni cosa che facciamo nella nostra vita, e Lui farà per noi. Amen? Gloria a Dio. E quindi vi volevo
portare questa testimonianza che ho vissuto in Brasile è molto forte, c'è un risveglio laggiù forte, uno Spirito Santo fortissimo. E quando si prega e quando si canta nella chiesa brasiliana, si vede proprio la presenza del Signore. È quello che io vorrei anche in questa chiesa, è quello che vorrei anche qui, perché è importante questo. E quindi la mia esperienza in Brasile è stata molto bella, molto fondamentale, e ogni volta che vado mi ricarico di spiritualità, ed è questo che io voglio anche per voi. Caricatevi dello spirito, della spiritualità, che è importante per la nostra vita, per ogni cosa che affrontiamo della nostra vita, di un'infermità. Io per esempio sono stato malissimo questi giorni, ma ho pregato al Signore che mi guarisse, e il Signore ha ascoltato la parola, ha ascoltato la mia parola, la mia preghiera, in qualsiasi cosa che noi abbiamo necessità, di un lavoro, di una casa, di una guarigione fisica. Ma chi è che può più di Lui? Lui è onnipotente, è Lui che fa per noi, e Lui ce lo chiede: pregate, pregate. Io vi ringrazio dell'attenzione che avete avuto, ma pregate il Signore per qualsiasi cosa che avete bisogno, e io pregherò anche io per voi, per cambiarvi anche nella spiritualità. Quindi dovete essere, diciamo, nella mano di Dio, dovete stare con Lui in qualsiasi cosa, durante la giornata, durante il periodo che state a casa, nella mattina quando vi alzate, la sera quando andate a letto. Pregate il Signore, che Lui vuole ascoltare la vostra preghiera. Lui è, come ha detto la sorella, ha le orecchie aperte, dovete solo parlare, è quello che ci dice il Signore. Quindi nel nome di Gesù facciamo questo che abbiamo bisogno. Pregate Dio e Dio farà per voi. Io ringrazio il Signore Gesù di questo periodo che ho passato in Brasile, e di quello che mi ha fatto vivere e di quello che farà per me. Quindi ringrazio il Signore per quello che ha fatto, e io me lo auguro anche per voi, che oggi capite che c'è bisogno del Signore e di caricarvi della spiritualità di Lui. Quindi il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Amen. Glória a Dio, fratelli. Signore è buono, fedele, e Dio è il Signore della terra. Lui opera là, opera qua. Ieri abbiamo vissuto una bellissima esperienza missionaria con la Chiesa, con le famiglie. Ho visto persone che nella sua vita non aveva mai evangelizzato, consegnato un opuscolo, partecipando, e vedevo che alcuni rimanevano stupiti dicendo: come c'è una durezza, e come se non sapesse che questa durezza ci fosse, ma noi la viviamo da quando siamo arrivati qua. L'uomo carnale continua duro, ma lo spirito e la parola di Dio è come martello che spessa il sasso. Amen? Il martello rompe o non rompe? Il martello è forte per rompere qualsiasi cuore duro. Alleluia. Continuiamo adorando al Signore in questo momento. Vorrei ringraziare a tutti i miei fratelli che pregano per questo risveglio spirituale, che possiamo viverlo veramente, che possiamo non solo dire, ma che possiamo viverlo, perché è una fiamma come un campo, quando uno mette il fuoco brucia, sì o no? Ma se dice io voglio che bruci, brucerà? No. Deve avere il fuoco, e deve cominciare in chi? In me. Amen? Tu puoi dire: comincia in me, Signore, questo risveglio spirituale. Alleluia. Facciamo una preghiera in questo momento
per la raccolta delle decime, delle offerte, e per tutte le basi missionarie, i nostri fratelli che operano nel nome del Signore, in ogni provincia, in ogni settore ecclesiastico. Fratelli, non sapete o quanto è importante essere un mantenitore dell'opera di Dio, perché a volte noi non possiamo andare, ma c'è uno che è andato e sta facendo un'opera, e tramite la nostra offerta quell'opera è mantenuta, sostenuta. Quindi che possiamo, fratelli, fare la missione non solo con i piedi, non solo con la preghiera e né solo con i contributi, che possiamo fare con tutta la nostra forza, con tutto ciò che possiamo, che abbiamo. Amen. Che Dio benedica te, la tua famiglia, la tua casa. Sia fedele al Signore, perché è Lui che c'è la ricompensa. Amen. Glória a Dio. Vorrei pregare per la tua vita. Signore Padre, è nel nome di Gesù che vorrei chiederti, Signore, per ognuno stamattina che contribuirà, che parteciperà e che manterrà la tua opera in Italia. Signore, grazie per ogni offerta, per ogni decima, per ognuno che con gioia contribuisce per la manutenzione della tua opera, della missione, della crescita del Vangelo in questo Paese. Grazie della vita dei miei fratelli missionari, operai, che sono in ogni base missionaria di Shadamit, operando nel tuo nome. Benediscili, Signore, che tu possa fare fruttificare, Signore, fa fruttare quell'opera, Signore, a Verona, a Belluno, a Pisa, a Monticerboli, a Scandicci, qua a Firenze. Signore, fai il tuo nome essere glorificato. Benedice mio fratello, mia sorella, che oggi con gioia contribuirà, che tu possa mettere questo risveglio nel cuore anche perché possiamo, Signore, dare con gioia nel cuore, perché la tua parola dice che è meglio dare che ricevere. Signore, vedi quelli che sono a casa e che faranno la loro contribuzione tramite, Signore, il loro bonifico. Signore, che tu possa benedirli anche, Signore, come a noi benedirai. Ogni offerente, che tu possa, Signore, moltiplicare nella loro vita, nel nome di Gesù, che la tua benedizione continui sulla tua opera, sul tuo popolo, nel nome di Gesù, Signore. Amen. Io vorrei, lodiamo al Signore, mentre noi contribuiamo con gioia. Vorrei invitare fratello Diacono Maurizio per fare la raccolta e noi lodiamo al Signore. Fratello Thales anche è arrivato, può girare con il POS, prendere la macchina, o POS. Grazie. E lodiamo al Signore con gioia e dopo noi pregheremo per i bambini e sentiremo la parola di Dio. Saluto a tutti con la pace del Signore ancora una volta. Lodiamo al Signore. Possiamo metterci in piedi? Lodiamo insieme. Benedice, Signore, anima mia. Alleluia. Ha detto il salmista: benedice il Signore, anima mia, e tutto ciò che è in me. Benedica il suo santo nome. Alleluia. Alleluia.
Volevo che si mettesse qua così cantiamo insieme. Alleluia. Mentre non si mette la musica possiamo adorare il Signore. Possiamo dire gloria al tuo nome. Possiamo dire innalzato il tuo nome, santo tu sei. Non possiamo dipendere da una musica per adorare il Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Innalzato sia il tuo nome, Signore. Perché noi possa vedere il tuo santo nome, Gesù. Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che siamo, sia per la gloria di Dio, sia per benedire il tuo nome. Alleluia, gloria a Dio. Innalzato il tuo nome per sempre, Padre. Alleluia. Voglio una pelle liscia. Alleluia. Gloria a Gesù. State pregando per i musicisti? Uniamoci in preghiera. Alleluia. Se non c'è, cantiamo uguale. Va bene. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome. Con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore, canterò, per sempre ti adorerò. Sei
fallirà e sei ricco in grazia, sei il grande Dio, sempre ti amerò e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Il Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, il tempo mio qua giù finirà, continuerà a lodarti per 1000 anni, per l'eternità, per 1000 anni, per l'eternità. Benedici il Signore, benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Tutto ciò che abbiamo, alleluia, noi cantiamo, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Alleluia. Gloria a Gesù. I bambini per la classe felice, venite. In piedi come stiamo preghiamo per loro. E dopo leggiamo già la parola di Dio. Aprite già la vostra Bibbia in Galati, capitolo 1. Signore Gesù, in questo momento vogliamo chiederti per queste bambine, per la loro vita, per il loro futuro. Signore, grazie per tutto ciò che tu hai fatto nella loro vita e che tu possa preparare un futuro brillante nella tua presenza, che i loro genitori possano, Signore, avere la saggezza di guidarli sulla tua via, Signore, sulla tua parola. Che questa classe di oggi sia di benedizione per la loro vita. Aiutali a assorbire, a ricevere, a custodire tutto ciò che riceveranno lì. Nel nome di Gesù. Amen. Ah, dov'è il materiale? Il nostro dipartimento, l'Arca Kids, ha preparato questo materiale per i bambini. È un materiale iniziale dove loro stanno lavorando per stendere quello che insegnano in classe fino a casa. E qui è un libretto semplice, un primo libretto che loro hanno preparato da colorare, ma che ogni immagine c'è una storia che i genitori o che loro che sono a casa possono raccontare con semplici parole. Questo non è una vendita, questa è una missione, perché quest'opera noi abbiamo un progetto a Montescherboli con
più di 20 bambini, la maggior parte musulmani, e questo, questa ferramenta missionaria ci aiuterà a svolgere altri materiali come questi, più approfondito, più, con più contenuto per loro, e estendere questo progetto non solo a Pomarance né a Firenze, ma in tutte le basi missionarie. La missionaria Priscilla, insieme a tutte le missionarie che sono responsabili per i bambini in ogni provincia, stanno lavorando non solo in preghiera, ma anche insegnando la parola di Dio. Quindi, a volte noi pensiamo, come faccio per fare un regalo a un bambino? Oggi, quando sono arrivato, c'era l'Aurora che mi ha ricevuto e voleva farmi un regalo con un dolce. Ho ringraziato con tutto il cuore, ma ho detto, il dolce non posso prendere perché non mangio i dolci più. E ho detto, ma ti dispiace se non prendo? Lei, no, tranquillo. E quindi questo può essere un pensiero che possiamo dare. Come ho detto, non è in vendita, è un'offerta che noi faremo. Questa offerta è da 5 euro, ok? Se tu vuoi dare più, tu dai più. Se tu puoi acquistare tutti per dare ai bambini un regalo a una persona, un amico, un figlio di un amico, prendi, perché questi soldi saranno investiti nel dipartimento L'Arca Kids. Quest'anno noi vogliamo fare una ristrutturazione in tutte le stanze, perché è bello stare qui, no? Ma loro molte volte sono dentro la stanza malmessi e vogliamo dare a loro la stessa comodità che abbiamo nel Tempio e dare a loro anche la stessa opportunità di sentire la parola come noi sentiamo qua, però nel loro linguaggio. E con loro costa di più, perché per farli capire abbiamo bisogno di investire più in materiali visuali. Quindi perché i bambini assorbiscono vedendo, osservando. Per questo noi non dobbiamo solo parlare, dobbiamo vivere, perché quando noi diamo quell'esempio visuale, loro tengono quello in mente, mantengono quello in mente e imparano. Quindi è un'offerta da 5 euro. Oggi quante abbiamo? Abbiamo 25. Io non vorrei finire il culto con questi 25, nel senso lasciare per un'altra settimana, perché c'è già un altro progetto in corso che questi soldi verranno investiti lì. E quindi vorrei chiedere alla Chiesa di essere partecipi di questo. Ah, ma non conosco. Prendi, se tu non conosci nessuno, Priscilla, io voglio comprare 4, 5, 6 e voglio che tu consegni ai bambini del pacco alimentare, ai bambini di una famiglia che non è credente, che Priscilla conosce, che io conosco, che le donne che lavorano qui nel pacco alimentare conosce. Fratelli, missione non può essere limitata ai nostri passi. Quindi io chiedo ai fratelli che cercate lei e oggi facciamo finire questi 25, perché quest'opera è un'opera missionaria e credo che i fratelli sono con noi in questa causa. Amen? Perché i bambini non sono il futuro, loro sono il presente. E se noi investiamo in loro oggi, allora sì, avremo un futuro. Amen? Quindi che Dio benedica chi farà questo investimento nella missione, acquistando questo regalo pensierino per un bambino. Che Dio vi benedica. Parola di Dio ai Galati, capitolo 1. E noi leggeremo soltanto il versetto e noi leggeremo il versetto di numero
Leggiamo dal versetto 6. Lettera ai Galati, capitolo 1, versetto 6, dice così. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Amen. Signore, vorrei chiederti che ci parli stasera, stamattina, che tu possa darci la parola giusta per la nostra vita. Signore, risveglia la tua Chiesa e il tuo popolo, fai quello che noi non possiamo fare, continua con le tue mani stese, benedice la nostra vita, dacci questo alimento, questo cibo spirituale, perché possiamo crescere nella tua presenza in grazia e in conoscenza. Nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, per favore. Ho pochi minuti, oggi andrò a Verona per la Santa Cena là, ma parto col treno e non posso guidare lontano così, fare un viaggio lontano. E oggi c'è anche il rientro delle persone di vacanza, quindi per non rischiare prendere un grosso traffico, noi faremo col treno, io farò col treno, Priscilla non andrà, però chiedo ai fratelli di chi può partecipare a Scandisci, che può aiutare oggi là, che sia là presente per partecipare con i fratelli là e con la Chiesa a Scandicci. Ma mio saluto a loro fratelli a Scandicci che saranno oggi di pomeriggio lì, per la gloria di Dio. Pensando, pregando e compreendendo la missione che Paolo ha svolto in suoi viaggi missionari, fondando le chiese, Paolo è stato l'ultimo apostolo, no? L'ultimo apostolo che non ha camminato con Gesù. Lui non è stato una testimonia oculare dei miracoli di Gesù come gli altri, ma come lui stesso difende il suo apostolato, dice: io sono apostolo per Gesù Cristo, che mi ha fatto apostolo dei gentili. E si è rivelato a lui in via di Damasco, mentre andava a Damasco, il Signore lo ha fatto cadere per terra e lo ha scelto per una grande opera. Ha detto pure a Anania, capitolo 9 di Atti: vai che questo per me è un vaso scelto. Paolo, nel suo primo viaggio missionario in Asia, ha fondato diverse chiese, ha rinforzato i fratelli, ha avuto diverse esperienze, ma in particolare alle chiese che erano nella Galassia si vede che l'apostolo aveva subito delle grandi difficoltà, perché l'opera del Signore non è stata mai facile da nessuna parte, no? Suo primo viaggio missionario lui ha avuto anche delle intemperie, delle difficoltà nel gruppo che camminava, no? C'era Giovanni Marco che purtroppo non si è comportato così bene e ha causato un po' di disturbo, a punto di separare, di essere la causa, fra virgolette, di separare Paolo e Barnabà. Quello che dico che è stata una debolezza molto grande di Paolo. Non dirò di Barnabà perché Paolo poteva riconoscere tutto che Barnabà rappresentava per lui e passare sopra qualsiasi difficoltà e dire: no,
la nostra amicizia vincerà e resisterà a questo. Il tema di questo messaggio di oggi è una generazione che non resiste, ma che desiste. Parlare di resistenza e di desistenza. Ero a Belluno un giorno di questo e dicevo: resistenza e desistenza cambia solo una lettera, la D e la R. E è facile desistere come è possibile resistere. Potevo dire è facile resistere, ma non è facile, ma è possibile. Quello che è possibile è dentro la nostra condizione, è fattibile svolgere, ma nem sempre sarà facile, perché ci vuole impegno, ci vuole desiderio, voglia, volere. E in quel momento la situazione di Paolo e Barnaba è stata così difficile che non hanno voluto continuare, anzi hanno voluto separarsi e ognuno prendere strada per sé. Tutte e due facevano l'opera di Dio, tutte e due camminavano servendo al Signore. È molto bello quello. Ma ci sono persone che rimangono solo lì, dicendo: guarda che quella situazione loro hanno continuato l'opera. Ci sono molte persone che stanno continuando, che stanno vivendo, che stanno mangiando, che stanno dormendo, che stanno lavorando, ma che hanno una cosa da risolvere. Perché a volte noi mettiamo in una cassetta un problema e lo lasciamo lì, ma un giorno dovremo risolvere, presto o tardi, sì o no? E come è buono prendiamo la necessità di continuare e di resistere, di non desistere. Oggi noi viviamo in un tempo che i matrimoni sono solubili, le amicizie molto di più, perché non esistono amici, gli amici sono per comodità, per bisogno, per necessità, per piacere. Viviamo un tempo che i matrimoni sono anche così, nessuno sopporta altro, nessuno resiste. No, se tu non sei come voglio, non ti voglio. Ma noi siamo diversi, no? Siamo diversi, abbiamo pensieri diversi, e è questo il bello del regno e del corpo di Dio, che la diversità ci fa occupare il nostro spazio personale, ma non ci divide dal corpo. Le nostre diversità ci fanno anche partecipi dal corpo, perché se non ci fossero, noi non servivamo a fare parte del corpo. Perché immaginate se tutto il corpo fosse mano, se tutto il corpo fosse piedi, se tutto il corpo fosse gli occhi. Ma il corpo nella sua diversità c'è la sua diversità, nella sua diversità c'è la sua utilità e la sua importanza. Quindi vorrei iniziare questo messaggio dicendo che tu sei importante per il Signore, ma non è un messaggio di autoaiuto, è un messaggio vero, perché tu sei importante nel corpo. Come tu sei importante. Ma a volte il piede destro ci sta dando un po' di impegno, ci sta causando un po' di problemi. Ma quante volte ho pensato di dire al dottore: ma non mi può tagliare? No, ma chi vuole, anche se un piede ha un dolore, tagliarlo? Nella disperazione vogliamo prendere decisioni difficili, dure, ma che dopo noi capiamo che anche se quella parte ci fa male, serve, e non vogliamo vivere senza, sì o no? Non solo con Barnaba è successo questo dispiacere, questa divisione e questa separazione. Paolo ha vissuto questo nella sua vita con i fratelli di chiesa, con le chiese che lui ha
potuto insegnare, predicare, parlare, vedere la nascita, la crescita, ma in un momento lui, con le chiese che erano nella Galassia, si stupisce per il modo e per l'attitudine loro di cambiare. Quel cambiamento che non era necessario, quel cambiamento che non doveva esistere. Perché? Perché si è stato presentato un Vangelo più semplice, più comodo, più fattibile, che portava più piacere. E loro si stavano inchinando a quel Vangelo, si stavano inchinando a quella notizia, a quel movimento che diceva, che chiamavano Vangelo. E Paolo ha avuto la necessità di scrivere a quella chiesa che non stava resistendo, ma che stava desistendo. Come lo Spirito del Signore parla oggi qua con noi. Paolo inizia il testo dicendo, nel capitolo 1, mandando questa lettera, dicendo: tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galassia, grazie a voi, pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati. Lui comincia già la dottrina della salvezza. Lui comincia a dire della Galassia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ossia, lui presenta già la gerarchia spirituale, lui presenta già il Dio che ha mandato il suo figlio Gesù per la salvezza, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dopo che lui saluta e dice, già inizia menzionando la salvezza, Cristo, il progetto di liberazione che il Signore ha proiettato per il suo popolo e per il mondo, lui subito comincia a dire: mi meraviglio. Io vedo qua una persona arrabbiata, amareggiata. Mi meraviglio che così presto voi passate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Lui non fa un circolo, un contorno così, no, lui va subito direttamente alla causa, diretto. Oggi abbiamo difficoltà di essere diretti, perché le persone non sopportano. Noi abbiamo difficoltà di dire la verità alle persone, perché se una persona puzza, dobbiamo dire: tu non puzza, perché se diciamo vai a lavarti perché puzzi, si sente male. La verità oggi causa grossi problemi, divisione. Non resistiamo alla verità. Viviamo una vita di falsità, dove diciamo che quel cibo è buono senza essere. Dobbiamo dire che le cose o che le persone sono così senza essere. Ti voglio bene senza essere. E viviamo questa finta, una vita finta, un modo finto, che a Dio non piace. Il Signore è Signore della verità. La parola del Signore dice in Giovanni capitolo 8: se il Figlio vi libererà, sarete veramente liberi.
ma liberi di tutte le cose, non solo di una parte, di tutte le cose. Paolo qui inizia dicendo, mi sono meravigliato, mi meraviglio che così presto, lui voleva dire con altre parole, ma come mai voi che da poco eravate con me, tu che dicevi di amare il Signore, tu che dicevi di servire il Signore, tu che dicevi così, che non si allontanavi mai, avete passato da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Lui non menziona che tipo di Vangelo è questo. I teologi dicono tante cose, ma la parola del Signore dice che queste persone volevano mescolare come viviamo oggi. Un Vangelo senza potenza, senza sacrificio. Un Vangelo che non ci sprona a fare dei sacrifici, ma un Vangelo comodo, piacevole, che non disturba. La parola del Signore dice che Paolo continua dicendo che poi non c'è un altro Vangelo, ossia, voi avete passato da un altro Vangelo che poi non esiste. Ossia, lui non voleva dire solo che non esiste, lui voleva dire che chi ha desistito si deluderà. La stessa di desistere sarà la stessa della delusione della scelta che loro avevano fatto. Molte volte noi prendiamo decisioni per comodità, per rabbia, perché non siamo confortevoli in quel momento e rimaniamo in difficoltà, rimaniamo male, perché questo Paolo parlava di una questione molto seria, non era una questione solo di tendenza, di moda, no, questo definiva anche la fine, perché il Vangelo che loro stavano accogliendo non era il Vangelo che portava dal Signore, anzi li allontanavano dal Signore. E ci sono molte persone deluse, o meglio, che pensano che stanno vivendo un Vangelo, Cristo, quando stanno vivendo soltanto un'abitudine religiosa. Una frequenza. Noi dobbiamo capire che non siamo salvati e non abbiamo ricevuto Cristo per vivere in questo mondo. Era questo il Vangelo che loro stavano accogliendo, un Vangelo che loro potevano vivere come volevano, perché tanto erano lì, tanto erano chiamati, tanto erano salvati, ma non era bene quello che Paolo aveva detto, no. Una confusione nella mente loro, e molte volte Satana ti vuole mettere in una confusione, sbarattare la tua mente, causare trastorno nella tua vita spirituale. Quando vedo Davide, fratelli, che era un uomo come noi, che dice: io ho aspettato pazientemente nel Signore, non esiste più pazienza. Sa cosa loro avevano perso? La pazienza. E ci sono molte persone uscendo dalla fila per mancanza di pazienza. Vogliono una trasformazione nel mondo, ma questa trasformazione non esiste nella sua vita. Quante volte noi siamo spinti a questo?
a decidere di diventare uguale alle persone, perché tanto io continuo serio, io continuo parlando la verità, io continuo servendo al Signore, ma queste persone, vedi, continuano anche così. Non vedete che questo è una guerra spirituale? È una pressione spirituale. E chi si inchinerà? Noi o loro? E nel caso dei Galati, i fratelli si stavano inchinando, cedendo, aprendo le porte a un Vangelo falso. Il Signore ci sta chiamando, fratelli, non a modismo. Non a modismo. Non a momenti. Dio sta chiamando il suo popolo alla verità, a una vita di verità. E la parola dice che chi vincerà riceverà la corona della vita. Ma chi vince? Gli atleti, chi vince? Quelli che arrivano alla fine. È un discorso molto difficile di trattare in questo momento, che la Chiesa è bombardata da tante cose, dai pensieri. Io penso così, io vivo il Vangelo così, e vediamo dentro la Chiesa persone che ognuno vive di un modo, ognuno vive di come pensa. Non esiste una linea, non esiste una strada. Non è che non esista, non vogliamo la strada, non vogliamo la linea. Diciamo, io vivo come vedo che mi serve o che è buono per me, assorbendo tutto. E ho imparato che chi vuole avere tutto alla fine non avrà niente. Chi vuole avere tutto alla fine non avrà nulla. Paolo, io volevo approfondirmi, ma il tempo non mi permette. Paolo non era preoccupato. Paolo ha parlato proprio con autorità a quella chiesa, perché era chiesa di Dio. Lui dice nel versetto 13: infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando era nel giudaismo, come perseguitava all'oltranza la chiesa di Dio e la devastavo. Versetto 14: e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Versetto 15: ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziasse fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa, e stetti da lui 15 giorni e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilícia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Essi sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predicava la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Paolo stava dicendo: fratelli, voi mi conoscete, sapete chi io ero. E il cambiamento che questo Vangelo ha fatto in me, e quello che il Signore ha fatto nella vita di Paolo,
facevano tutti glorificare Dio. Ma ci sono persone oggi che stanno prendendo strada, che non glorificano Dio, ma mettono Dio nella storia dicendo: Dio mi ha detto così. Dio mi ha detto di fare così. Pastore, ho pregato e Dio mi ha detto così. Ma alla fine non c'è gloria per il Signore. Alla fine non c'è Dio nel centro. Sa qual è questo Vangelo? L'Evangelo dell'egocentrismo, dove l'ego è il centro, dove la persona è il centro. Ma qual è la differenza che abbiamo fra noi e il mondo? Perché siamo a Firenze, nella città del Rinascimento, dove l'uomo è messo al centro. E questo Vangelo che le persone stanno vivendo e che ci stanno proponendo di vivere, sta portando l'uomo al centro, quando il centro di questo Vangelo è Cristo. Paolo all'inizio della lettera ha detto: colui che si è consegnato per i peccati nostri. Un Vangelo che glorifica gli uomini, un Vangelo che mette gli uomini come stelle, come persone principali. E Paolo ha detto: guarda che quando ero di là ero sconosciuto, oggi se sono questo apostolo e che vi parlo così è per la grazia di Dio. Ma ero sconosciuto, ma nonostante essendo sconosciuto, io testimoniavo di questo Vangelo tramite la mia vita, perché loro dicevano era questo che perseguitava la Chiesa per distruggere la fede di chi oggi vive, e glorificavano Dio a causa mia. Sono strade, porte che le persone stanno entrando per vanità, che stanno entrando per piacere, perché vogliono essere evidenti, principalmente in questo momento del social. Le persone evidenti, stavo vedendo un giorno di questo una ragazza sconosciuta, ma era lì partecipando di un programma di TV. Io cercavo in lei un talento e non vedevo nessun talento. E mi domandava perché lei era lì in quel programma. E dopo in quel programma hanno fatto passare un video suo di Instagram. Allora ho visto che lei aveva 3 milioni di follower, di seguaci. 3 milioni. Allora ho capito che era per il suo social che lei era lì, non per il contenuto che offriva. Perché quando sono andato a vedere il suo contenuto, lei faceva solo le persone sorridere. Solo questo. Le persone stanno perdendo tempo al telefono per sorridere, perché non trovano più gioia in altre cose. Quindi lei era lì solo per causa della sua evidenza, della quantità di visibilità che ha. È questo che le persone stanno cercando, visibilità. Ma l'Apostolo ha detto che io diminuisca, perché Cristo sia visibile, cresca, che io diminuisca. Ma non c'è proprio questo Vangelo.
Paolo diceva, io ero del giudaismo con tutte le tradizioni. E ora c'è questi movimenti di giudaismo con tante cose. Fratelli, io amo Israele, ma io sono cristiano. Noi non possiamo mescolarci e non possiamo vivere una moda, un tempismo. Abbiamo bisogno di solidità, ma la solidità ci vuole perseveranza. La solidità ci vuole pazienza. La solidità ci vuole esperienza. E quando noi abbiamo pazienza, perseveranza, esperienza, abbiamo speranza. Abbiamo speranza. E Davide ha detto, lui mi ha tolto di un fango e mi ha messo su una roccia, ha messo i miei piedi stabili, la mia via diritta. Anche quando ha peccato, che è venuto il profeta Natan, che lo ha parlato e ha detto, tu hai fatto, è successo così, così, e lui, facciamo così con questa persona, e il profeta Natan, sei tu il peccatore. E lui subito cosa ha fatto? Si è ravveduto, perché questa è l'essenza del Vangelo. Che Cristo sia dominatore su di noi, che Cristo sia Signore su di noi, che Cristo sia sopra di noi, non un burattino che noi prendiamo e usiamo quando vogliamo, non una máquina che ci serve. Cristo non è un oggetto. E questo Vangelo, fratelli, non è un Vangelo facile, ma è possibile di vivere, perché Gesù ha detto, io sarò con voi tutti i giorni. Lui ci ha promesso che sarebbe con noi. E Lui è. E molte volte noi lo cerchiamo e non lo sentiamo. Paolo ha detto che questo Vangelo è così vero, che se anche Lui, o seppure un angelo, venisse a dire un altro Vangelo, che fossero considerati anatema. Perché? Perché non esiste un altro Vangelo. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse a cercare il favore degli uomini, ossia, io non sto annunziando questo Vangelo per interesse mio, per avere favore vostro, o perché mi coccolate, questo pastore è una benedizione, mi piace tanto questo pastore. Oh, concentrati oggi. Ma sai, siamo così alla superficialità, che cibo come questo la nostra anima rifiuta. Cibo come questo la nostra anima non sopporta, perché viviamo un Vangelo di Dio farà, Dio è con te, Dio è buono. Cantiamo la bontà di Dio, ma questo Dio che è buono è giustizia, è fuoco consumante. Rabai Shedei Miafà. E noi molte volte concentrati a noi e non vediamo cambiamento, trasformazione, miracoli, potenza, non vediamo nulla. Continuiamo dormendo, svegliandoci, mangiando, niente cambia,
niente succede. E stanchiamo. E domandiamo a tante persone, tu vai ancora in quella chiesa? No, sai, ho smesso. Oh, tu sei credente? Io sono un po' debole. A volte guardo uomini della mia chiesa lá, vedevo questa settimana, pastore Eusébio, que é vivo, pastore Luiz Gonzaga, que é vivo, que hanno 60 anni di fede, 70 anni di fede, e che continuano seguendo il Signore nella stessa chiesa. Ma oggi i pastori stanno adattando le chiese, perché i credenti si sono annoiati anche del visuale della chiesa. Le chiese oggi spengono le luci, scuriscono le pareti. Perché? Perché io mi sento tranquillo, perché psicologicamente le luci basse e le pareti scure portano un rilassamento e ci fa capire che non siamo sotto mira di nessuno, ossia non stiamo osservati, perché nel buio non si vede nulla. Allora tu sei come tu sei, ma qui no, la parola è luce che illumina, che risplendi, dai mia subria, che mette in evidenza i nostri errori, che porta alla gala i nostri fallimenti. E quando siamo deboli, allora siamo forti, perché la potenza di Dio si rivela nella debolezza e si rivela tramite la sua grazia, con suo perdono salvifico. Ma le persone non vogliono più ascoltare la parola perdono. Ho visto su social un uomo che ha perso la sua mamma in un incidente di macchina. Un autista di un taxi ha amassato quella donna in un incidente, ma ha fatto i primi soccorsi, ha chiamato l'ambulanza, ha fatto tutto, quello autista, ha dato tutta l'assistenza. Alla fine quella donna è morta, non ha potuto fare più niente quell'autista. Dopo anni che sono passati, quell'autista era in un aeroporto e il figlio di quella signora, che era un famoso, prende il suo taxi senza che fosse pianificato questo incontro. E quell'autista si è raffreddato, è venuto i brividi, perché vedeva quell'uomo e diceva: io ho amassato la sua mamma. E tutto il viaggio era in silenzio, ma il silenzio è rotto quando lui ha pianto dicendo: perdonami. E quell'uomo famoso ha detto: di cosa? E lui ha fermato la macchina piangendo e ha detto: sono stato io che ho amassato la tua mamma in quell'incidente. Tu non ti ricordi perché non eri presente? E quell'uomo ha detto: perché tu stai piangendo? Io ti ho già perdonato. Ma l'autista dice: io ho bisogno di sentire da parte tua. E lui ha detto: allora io ti perdono. Ti perdono. E quell'uomo ha detto che non esiste una parola più grande e più di liberazione altro che perdono. E noi non cerchiamo né di perdonare né di ricevere perdono, perché non vogliamo riconoscere. Paolo era arrabbiato con una chiesa che era accomodata,
che aveva colto un Vangelo che non c'era l'evidenza del perdono, che non c'era l'evidenza del peccato. Infatti lui ha detto nel capitolo 5, guarda che la carne combatte contro lo spirito. Paolo stava dicendo che il Vangelo che loro avevano ricevuto stava mettendo le pratiche peccaminose come niente. Ma quello era solo il risultato dell'evidenza. Quando tu sei il centro, il peccato diventa niente, ma la morte anche diventerà niente, perché lo stipendio del peccato è la morte. Ma il dono gratuito di Dio è la vita eterna. E invece di desistere, resiste oggi. Invece di desistere, resiste. Invece di inchinarsi, di cedere, di aprire la porta, resiste. Ma sai, pastore, vedi com'è la nostra situazione. Vedi com'è la situazione d'Italia, vedi com'è la situazione, la mia situazione familiare. Resiste. Vê com'è la mia situazione personale, resiste. Vê com'è il mio lavoro, resiste. O tu sarai uno in più che ha desistito. O tu sarai un uomo in più che ha desistito. Finisco con il testo di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 12, che dice: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Allegri, pazienti e perseveranti. Una chiesa che aveva ricevuto una porzione, un qualcosa di grande, stava desistendo. Fratello, vedevo Jean che ha ricevuto una porzione domenica scorsa. Ma ci sono persone che ricevono una porzione oggi, domani. Io mi stupisco con le persone. Dico come Paolo, come vai? Gente guarita di cancro, di malattia, gente che poteva morire. Maurício ha preso Covid, tutti noi. Io avevo un dolore alla spalla qui, al polmone, e non dicevo niente a nessuno. Respirava, sentivo quella puntata così, pungeva. Signore, misericórdia. Mi mancava aria. Ma noi cerchiamo queste persone. E sono come quei 9 leprosi. Quando noi riceviamo dal Signore, dobbiamo continuare. Le battaglie ci saranno, le difficoltà ci saranno, i problemi ci saranno, ma la porzione che noi abbiamo ricevuto è forte, è sufficiente. È sufficiente, tu puoi dire è sufficiente? Cristo è sufficiente. E vogliamo molte volte trasformare il mondo, ma non siamo trasformati. Siamo i primi che abbandoniamo la barca, che saltiamo. Siamo i primi che gridiamo, periremo, quando dovevamo essere noi l'esempio di fede. Paulo stava parlando a una chiesa che doveva essere esempio di fede. Dio sta parlando a te. Tu hai una chiamata, una responsabilità. Ma non è perché è successo un incidente che è finito,
il perdono ci fa continuare. Perdona, libera questo perdono per continuare. È come una persona che faceva la pulizia in chiesa, ma perché si è arrabbiato con qualcosa, non faccio più. Perdona e continua. Perché tu facevi per il Signore. È stato un ostacolo che ti ha bloccato, che sia rimosso oggi questo ostacolo dalla tua vita, perché tu prosegua. Che sia rimosso oggi questa pietra, perché tu veda che questa tomba, che questo sepolcro è vuoto e Cristo vive. E molte volte noi facciamo tutta una storia in testa dicendo, sai, quando io arriverò lì dovrò rimuovere quella pietra. E quando quelle donne sono arrivate la pietra era già rotolata. Il Signore arriva prima nella tua storia. Ma metti nel tuo cuore il proposito di servirlo e di non inchinarsi a altre cose. Vento di dottrina, movimento, storia. Oggi nessuno vuole andare allo studio biblico. Perché? Perché c'è il telefono, c'è Tício, Caio, che nessuno sa la vita di quella persona, ma è lì a ricevere quella parola. Che parola! Non sa nemmeno la storia di quella persona. A volte è tanta bugia lì, solo per impressionare. Non c'è più concretismo, solidità. Perché oggi è un Vangelo perché le persone siano trattate a latte, non vogliono cibo solido, non vogliono più il cibo solido. Perché? Perché il cibo solido non è così gradevole come un dolce. È vero che noi ci piace un dolce. Quante volte Dio ci coccola qua? Domenica era pastore Vito qua, che parlava, che ha messo le mani, ma la Chiesa non vive di festa, di evento. No. La Chiesa, casa piena, perché ci sarà un evento. E evento hoje, Firenze, Toscana, venite, perché qui ci sarà una banda con un musicista. No. Che ci sia e che saremo contenti quando ci sarà. Ma noi resisteremo quando non c'è. Sì o no? Perché non è uno spettacolo che ci coinvolge, è lo Spirito che ci coinvolge, è la parola che ci coinvolge, è il Vangelo di libertà che abbiamo ricevuto che ci coinvolge, è la nuova vita che abbiamo ricevuto che ci coinvolge. Mettiamoci in piedi, fratelli. Paolo dice nel versetto 7 che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Attenzione. Attenzione, Chiesa. Dobbiamo fare attenzione. Parola pesante, come un peso di responsabilità. Questo peso che tu stai sentendo è di responsabilità. Che il Signore sta dicendo, tu stai vivendo questo Vangelo o tu sei inchinato a un altro?
Tu stai vivendo questo Vangelo o sei inchinato a un altro? Ah, ma in chiesa non mi sento, non sento niente. Non è il problema la chiesa, fratello. Perché quando noi inginocchiamo, quando noi parliamo con il Signore, quando noi cantiamo con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la nostra forza, con tutto che abbiamo, è tutto diverso. Ma sa qual è il problema? È che noi abbiamo chiuso le orecchie per questo Vangelo, perché ci sprona a rinunciare. E ci sono persone anche come Anania e Safira, vogliono partecipare di questo Vangelo, ma assicurando una seconda vita, assicurandosi da un'altra cosa. No, questo Vangelo o tu entri o tu non entri, o tu sei ou tu não sei, ou tu partecipe ou tu não partecipe. Que passo tu darai hoje? Que scelta prenderai hoje? Que decisione prenderai hoje? Vedo questa giovane figlia di Mili, mi ricordo di me. Nella mia chiesa non aveva un gruppo musicale grande, no, era semplice una chiesetta in una sala. Hoje era una grande chiesa, in quella congregazione che facevo parte. Ma era una chiesetta piccolina, le sedie erano le banche di legno che a volte con la giacca tirava il filo della giacca. La giacca nova, io vedevo i fratelli in piedi, sapevo già che la giacca era nova, perché se si sedesse rimaneva lì un filo della giacca. Si muoveva così. Ma la chiesa, quando io arrivavo all'angolo, si sentiva il clamore della chiesa, il gemito della chiesa, che clamava per la potenza pentecostale. Scendi fuoco divino su di noi. Ma oggi noi dobbiamo preparare non un programma, i fratelli vogliono un spettacolo. Il culto è diventato uno spettacolo. I pastori si stanno inchinando a preparare questo spettacolo, quando la Chiesa ha bisogno di tornare al vero Vangelo. Chi canta e sente quello che canta. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Quando le sorelle cantavano questo pezzetto, si vedeva le sorelle con i suoi asciugamani così, perché tutte le sorelle e fratelli andano o con un lenço o com um fazzoletto ou com um asciugamano, que é così, cantando e piangendo. Mas não é de tristeza, é sentindo a presença do Senhor, la graça. E quando canta a graça, recorda que era um malfatore, era um perduto, era um peccatore, ma la grazia di Dio lo ha trasformato. E piange, Signore, è la tua grazia che mi ha trasformato. Io non ho portato oggi leca né dolce per nessuno. È parola di Dio. Perché tu viva. Perché tu sia un uomo di Dio, una donna di Dio. Non una finta,
Facciamo una preghiera. Ricky, vieni a fare questa preghiera, Ricky. Ciao a tutti, pace del Signore, preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Eterno Padre, ti ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato di essere qua nella casa tua per sentire la tua parola, per sentire queste parole che aveva bisogno di mettere dentro i cuori nostri. Ti ringraziamo perché usciremo di qua con questo sentimento di sapere che non c'è un altro Vangelo che quello che ha proclamato i tuoi apostoli. Non c'è un altro Evangelo che quello che è scritto nella Bibbia, Signore. Questo Vangelo può essere può essere come se fosse difficile. E molte volte, Signore, noi pensiamo che non possiamo vivere questo Vangelo perché con la carne non si fa. Ma ci ha dato lo Spirito Santo che ti possa condurre, Signore. Che ti possa portare, Signore, per compire, Signore, la tua volontà. Per santificarsi, Signore. Per essere il prodotto, Signore, della grazia, il prodotto di questo Vangelo, per portare i frutti, Signore, che il tuo Vangelo ha piantato. Signore, dacci la forza di essere radicato nel tuo Vangelo, Signore. Lo sai, abbiamo tante cose che non ti piace, lo sai, abbiamo dentro noi, hai detto nella tua parola che è dentro il cuore dell'uomo che nasce tutte queste cose cattive. Ma ti ha dato lo Spirito Santo per combattere queste cose, Signore. Ti ha dato la tua parola per fare il ravvedimento della mente, Signore. Come diceva Paolo, siate trasformati per il ravvedimento, il cambiamento della mente. Signore, ti chiediamo, Signore, di darci la forza. La tua parola non dice qualcosa con un contorno, Signore, ma lo dice chiaramente. E dobbiamo viverla, Signore. Hai detto che il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Dacci la forza di dire sì quando noi dobbiamo dire sì di sì. Dacci la forza di dire di no quando noi dobbiamo dire di no, Signore. Non essere nell'ipocrisia per piacere al mondo, Signore. Perché a volte i nostri cuori, perché a volte la nostra maniera di vivere è per piacere al mondo, Signore. Ma hai detto nella tua parola, noi non siamo di questo mondo, ma siamo, Signore, la tua gregge, Signore. E tu sei il nostro pastore. Ti conduce, Signore, a vivere secondo la tua parola, a vivere come tu vuoi che noi viviamo, Signore. Tu che sei quest'artista che ci dà la forma, Signore. Dacci la forma, Signore. E che noi dentro i nostri cuori possiamo avere la forza e l'intelligenza di lasciare le nostre spalle davanti a te, di abbassare le spalle affinché ci possa dare la forma. Un vaso che tu dai la forma, che solo te sa dare la forma, Signore. Metti dentro questo vaso quello che vuoi mettere, Signore, affinché noi diventiamo questi vasi che danno l'odore del profumo, Signore, nel nome di Gesù. Signore, voglio pregare anche per il risveglio spirituale, Signore, che ti ha messo dentro i nostri cuori, ha messo questo peso dentro i nostri cuori affinché noi possiamo pregare per questo risveglio, Signore.
ma lo sai Signore, lo sai che senza il tuo Santo Spirito, senza tutto questo, noi arriveremo a niente, Signore. Che il vanto del Spirito Santo possa venire sulla Chiesa, Signore, distribuendo, Signore, i doni spirituali, distribuendo, Signore, il frutto del Santo Spirito, perché senza il frutto del Santo Spirito, anche se noi abbiamo i doni spirituali, non servirà a niente, ma che i frutti, Signore, possano crescere, possano prendere piazza dentro i nostri cuori affinché noi possiamo vivere secondo quello che vuoi, Signore. Oh Dio, che questa parola diventa la nostra vita, che questo Vangelo diventa la nostra vita, che noi viviamola, Signore, non solo serve di parlare, ma di viverla. Mi ricordo questa parola che diceva, Signore, non sono le parole che definisce l'adorazione, ma è la vita, il frutto che noi diamo quando noi viviamo la tua parola, Signore. Non sono le parole, perché non c'è una parola che puoi diventare, che puoi definire quello che sei tu, ma la nostra vita puoi definire quello che sei tu, Signore. Allora non vogliamo vivere solo dicendo le parole, dicendo che tu sei Signore, che tu sei gloria, che gloria a te, che tu sei Dio. No, noi vogliamo vivere questa parola, diventare i fuochi viventi, Signore, i fuochi, Signore, il sale della terra, Signore, per dare, Signore, un gusto, Signore, per dare, Signore, un gusto a coloro che hanno perso il gusto, Signore. Non vogliamo diventare i fuochi viventi, ma questi fuochi vengano dal tuo Santo Spirito, che ci trasforma a essere i fuochi ardenti, Signore, per mettere, Signore, le opere delle tenebre nella luce, per trasformare, Signore, dove ci sono le tenebre, per portare la luce nel nome di Gesù, Signore. Oh, Sherebaya Sute, alleluia, Irekalea su, Malesia, Elerea Sute. Alleluia. Irea sute malesia, lira bashadaya sute i caleta malesia. Signore, noi stiamo mettendo le opere dello spirito di morte spirituale sotto il tuo nome, perché diciamo che davanti al tuo nome tutte le forze spirituali sono sottomesse, Signore. Nel nome di Gesù noi vogliamo vivere la tua parola, noi vogliamo vivere quello che è scritto nella Bibbia, dicendo che alleluia, 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 i re sali su te, alleluia. C'è questa canzone che dice: voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, su tutto anima caduto in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Non c'è più prigione, Signore. Vieni a rompere le catene, Signore. Vieni, Signore, dentro i nostri cuori affinché noi possiamo dichiarare il nome tuo, che possa mettere, Signore, tutte le forze spirituali delle tenebre sotto per terra, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Non vogliamo vivere questo, noi vogliamo vivere questo, non vogliamo vivere questo, noi vogliamo vivere questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, che Dio vi benedica. Ringraziamo il Signore per ogni cosa. Il 31 sarà nostro culto missionario. Amen. Non dimenticare il materiale per i bambini che sono lì. Chi può fare questa offerta, partecipare di questo progetto missionario, partecipi, prenda. Facciamo forza tutti insieme per non lasciare nessuno lì.
e così acquistiamo tutti per fare altri progetti che sono già in sviluppo per i bambini, e tanti bambini ricevono. Come ho detto, se tu non hai un bambino per dare, compra, acquista per i bambini che sono del progetto Non Sei Solo, che noi sapremo a chi consegnare. Amen? Che Dio vi benedica. Pregate per me che ora devo partire a Verona, prendo il treno alle 1:05 e quindi sono già all'ultimo. Però c'è il pranzo normalmente, Priscilla sarà qui con voi, fratelli e le sorelle, e fate il pranzo con gioia. Che il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Mercoledì alle 7 di sera abbiamo il nostro studio biblico della parola di Dio. Amen? Studio della parola di Dio alle 7, non mancare, venite a partecipare qua con noi. Amen? Mercoledì alle 7, vi aspetto. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Tutti dicono Amen. Che Dio vi benedica.